Io ne vedo tante dalla mattina alla sera, però stavolta mi sono soffermato su una religione. Io so tante religioni, cristianesimo, buddismo, islamismo, induista, diciamo parecchie religioni le conosco, non è che le so tutte, però la maggior parte credo di sì. Stavolta mi sono incappato religione ufologica. Ho detto che cos'è questa cosa qua? Personalmente io non lo sapevo, quindi ho detto possibile. E intanto questa cosa, ragazzi, è una religione che crede nell'esistenza di entità extraterrestri, quindi che visitano la Terra di tanto in tanto per intervenire nella storia dell'umanità. Quindi ci sono molte persone che hanno fatto proprio dei credi e quindi diciamo tipo sette, diciamo così, diciamo che alcune di queste religioni condividono credenze del cristianesimo, però dando un'interpretazione diciamo a modo loro. In effetti che gli angeli e Gesù Cristo sono di origine extraterrestre e così fanno anche altre, su certe altre religioni come il buddismo o altri correnti diciamo di questo genere qui, e diciamo che la maggior parte di queste religioni ufologiche come sempre si sono aperte diciamo così in America, nel Regno Unito, Giappone. Sono società che si stanno diciamo molto diffondendo molto velocemente. Queste qua in effetti sono già state diciamo create nel 1950, ora si sta aumentando un po', però già ci stavano negli anni 50. Il più famoso diciamo quello là religione ufologico è il movimento raeliano. Quindi però loro dicono così che secondo la loro teoria tutte le religioni hanno come finale sempre un contatto alieno. Lo troviamo nel cristianesimo, lo troviamo nell'induismo, lo si trova nel buddismo, cioè in effetti loro dicono che tutte le religioni, se riflettete bene, a finale ci sta sempre un alieno in effetti, quindi ogni religione di ogni, diciamo, del mondo, al finale ci sta sempre questa persona aliena che arriva sulla terra e incomincia, diciamo, a creare la vita. Quindi in effetti lo si trova nella Bibbia, lo si trova nel buddismo, nell'induismo, diciamo che in tutte le religioni, ragazzi, ci sono comunque al finale anche nei geroglifici, diciamo nelle grotte dei nostri antenati. All'epoca si usava dire che, anzi l'hanno detto gli scienziati, che diciamo, i nostri antenati primitivi, diciamo così, disegnavano quello che vedevano. E ci sono la caccia, c'è il fuoco, quando incominciarono a capire il fuoco, e poi ci stanno queste navicelle spaziali. Quindi già all'epoca pensare queste cose che volano in giro già era, cioè erano primitivi ragazzi, erano i primi Homo sapiens, quindi loro disegnavano quello che vedevano intorno. Quindi diciamo che in effetti io non dico che la religione ufologica ha ragione, io dico semplicemente forse che tutte le religioni, se andiamo a pensare ragazzi, hanno questo concetto di alieno. Diciamo che tutte le religioni, ma il cristianesimo scesero dal cielo, e vai nel buddismo e parla del cosmo e altro, nell'induismo lo stesso, cioè tutte le religioni al finale hanno sempre questa parola, esseri venuti dal cielo, oppure sempre cose comunque un po' diciamo ambigue in effetti. Ogni testo sacro, che sia cristiano, ortodosso o qualunque religione sia, al finale ci sta sempre un versetto dove si parla di questi esseri venuti dal cielo. Come pure loro dicono la stessa cosa, che Gesù è un alieno, perché secondo loro quando arrivarono,
perché diciamo, la Madonna Maria rimase gravida in effetti, e perché scesero, perché all'epoca dicono comunque erano un po' primitivi rispetto a noi di oggi, quando sono arrivati questi esseri alieni e hanno messo il seme, diciamo, nella pancia di Maria, il seme divino, diciamo, in effetti non erano, diciamo, angeli come dicono loro, erano esseri alieni, entità spirituali come dicono loro, non erano in effetti angeli. Quindi loro credono che proprio che Gesù già era un alieno, perché diciamo è vero che Maria è stata, diciamo, dallo Spirito Santo come si dice nella Bibbia, però secondo molti correnti, diciamo, ufologiche, scesero dal cielo extraterrestri che loro chiamano angeli e impiantarono nella pancia di Maria e seme e nacque Gesù. Quindi Gesù era un alieno che poi aveva contatto con il Padre, che tutti quanti poi hanno pensato essere Dio, ma in realtà erano i contatti che lui aveva con esseri, diciamo, extraterrestri. Quindi questa è la corrente ufologica che fa, diciamo, la traduzione nel suo modo, diciamo, di fare le cose. E quindi anche l'induismo, che ci sta quella signora lì con le braccia aperte, non mi ricordo il nome di quella signora, disse che scomparì insieme agli extraterrestri. Quindi anche nell'induismo troviamo questa, diciamo, sempre questa parola UFO, alieno, esseri venuti dal cielo, quindi lo si trova ovunque questa parola. Potete aprire il Corano, potete aprire la Bibbia, potete aprire qualsiasi libro volete che sia sacro, per dire ortodosso, ebraico, qualunque libro volete voi. Alla fine troverete sempre un versetto dove ci sta scritto essere venuti dal cielo, quindi eh, poi la cosa fondamentale, ragazzi, è che sempre si parla di UFO, queste navicelle che stavano già tantissimi anni fa, quando poi i primi, diciamo, i primi voli qua sono da pochi anni, in effetti, nemmeno un centinaio di anni che voliamo nei cieli, quindi qua si parla di milioni di anni fa, quindi pensate un po'. Poi a pensare che l'uomo primitivo faceva questi disegni di queste navicelle spaziali, oggetti nel cielo che volavano, già ci fa capire che stava allora qualcosa che non andava, perché loro disegnavano quello che vedevano, la caccia, diciamo, gli animali, quindi che cos'erano quelle cose. E quindi perciò è nata questa, diciamo, religione ufologica, come la chiamano loro, che poi ce ne sono varie, non è una sola, quindi davvero non si capisce più nulla, ogni giorno esce qualche cosa di nuovo. Questa qua non la sapevo, movimento da Eliano, quindi diciamo Eliano in effetti che credono agli Elohim, in effetti sì, e hanno creato la vita, diciamo, grazie all'ingegneria genetica. Quindi è questa la loro teoria, diciamo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Quale notizie ogni giorno escono sempre più nuove, più pazzesche. A volte davvero non si sa cosa credere. Una volta Biglino incomincia così, poi viene smascherato perché dicono no, quella tanti anni fa ha fatto una truffa miliardaria. Allora non è credibile. È sempre un casino ragazzi al finale. Ieri uno di voi mi ha detto ma va a vedere cosa dicono su Biglino, su Mauro Biglino, e in un video hanno riportato delle notizie, no delle notizie, in un giornale, che questo Mauro Biglino aveva truffato tante persone, quindi non è credibile che, siccome è un trascinatore, convince la gente, allora stanno dicendo che la sta facendo lo stesso con la Bibbia. E infatti ultimamente ragazzi, in un ultimo suo video stanno facendo una ricerca e cercavano fondi, quindi immaginate, è come se io adesso vi cercassi di dire ragazzi io sto facendo un esperimento,
se mi potete accreditare del denaro di vostra spontanea volontà sul mio conto corrente. È lo stesso, ragazzi. Quindi se io faccio una cosa la faccio gratis, non la faccio per... E quindi diciamo sta un casino su YouTube, su internet per questo, diciamo, questo video che ha fatto Biglino, perché purtroppo è uscita una cosa vecchia sua, di una truffa avvenuta a Torino, quindi tanti anni fa, che lui convinceva queste persone che erano, diciamo, no, non voglio dire poco istruite, diciamo così, che è la parola migliore forse, di prendere i loro soldi e di investirli in qualche cosa di buono per farli aumentare. Puntualmente, ragazzi, la storia finisce sempre male, cioè che si perdono i soldi e succede il patatrack finanziario. Quindi in questi qua sono stati accusati, è stato accusato pure lui. E quindi giustamente per molti youtubers, chiamiamoli così, tutti quanti noi, io no perché non ho approfondito proprio la situazione, molti youtubers lo stanno bersagliando dicendo che siccome tanti anni fa hai fatto questa cosa allora non sei più credibile, perché tu convinci le persone e poi li inganni, perché in effetti queste persone hanno perso il denaro poi. Era talmente convincente lui che si faceva dare i soldi. Facciamo questo, li facciamo triplicato, li facciamo diventare 4 volte quando me ne dai. Diciamo convinceva, quindi era una persona molto, diciamo, carismatica in effetti. E quindi dicono i youtubers lo sta facendo adesso con la traduzione della Bibbia. E quindi difatti alla fine di questo video, di questo, anzi posso anche dire Omega Click se lo volete sapere, dicevo mi raccomando ragazzi, ora date i soldi a questo e mandateci una cosa di soldi così vi fa il regalo pure a voi. Quindi diciamo che è un casino ragazzi, quindi qua e sapete la verità, ce ne vuole, ce ne vuole. Quindi come sempre ragazzi ci sentiamo più tardi e, e chissà qual è la verità, non si sa ragazzi. Come sempre mistero nel mistero ragazzi. Buona giornata a tutti. E stavolta abbiamo scoperto che esiste anche la religione ufologica, quindi questa non la sapevo nemmeno io che giro il web in largo e per lungo. Boh, che credono agli UFO io ci può pure stare. Però fare una religione ufologica ci passa proprio di tanto. Boh, non si capisce più veramente più niente. Vabbè, ciao ragazzi.